trovato chissà cosa, chissà chi, ma almeno figa? No, niente fighe. Il prima mattina mai fighe, è una regola. Ho rovesciato il caffè e la moka, vabbè, pazienza. Prima mattina è sempre tragica, comunque avvitiamo. Vabbè. Cos'è il cigno? Guardalo, vedi? Guarda. Guarda che lavori. Guarda. Che tipo. Oddio che coma. Oddio, avevo lasciato i fondi del caffè. Porca di quella miseria. Cosa mi hanno regalato, bellissimo. Questo è una cosa a cui ci tengo moltissimo, ricordo di mia cugina che non c'è più, era suo. Quindi questo chiaro che viene via con me come minimo. Questo è la tenda. No, non ho paura, guarda, vedi, tira su le cose, vedi, tutti i tuoi peli, guarda come vengono via, vedi, i peli di Amy, vedi, hai visto, ecco, perfetto, hai visto cane, tu sei un malfidente, non ti fidi mai delle cose che faccio io, ti ho tirato su i peli, no? So sei un cane igienico, no? Invece io ora volevo, sì, c'è scuro perché ho lasciato ancora tutto chiuso, no? Che pensavo di fare la doccia, però veramente, che ore sono? Credo di aver dormito non so quanto, è le 10:15, di solito mi alzo tipo alle 7, quindi sì, è stata una bella dormita. Vediamo cosa fare, vogliamo farci un giro, ci laviamo dopo, dai, sì dai. Oh, guarda che roba, te lo consiglio anche a te, guarda, che idea. Devo avermi svegliato tutte le barchette che fanno, brigano, vanno a barchettare. Il portapenne lì, adesso non so perché è un po' scuro che ho tutto chiuso. Questo qua lo puoi usare per mettere in pila tutte quelle cose tipo le boccette eccetera, strette e alte, che si rovesciano, no? E stanno tutte perfettamente lì. Guarda che roba, che lavori, guarda, fantastico. Dicono che a Caorle si mangi bene, però secondo me per mangiare bene vedi, era necessario che ci fossero parcheggi anche in orizzontale, perché adesso vabbè, se mi siedo qui vedo il mare e anche lì, guarda che bello, cioè guarda che vista, coppia. Guarda te dove vado ad abitare io, guarda cosa vede. No signore vecchie, andate via, che c'ho i cigni, vedi, tra i cigni e le signore vecchie vuoi mettere, che bello. Gli aggiornamenti al camper alla fine sono fatte piccole cose, tipo, ora qua. Vedi le mollettine che mi stanno in mezzo alle balle, mi occupavano spazio, tac, eccola. Guarda che ordine che ho adesso, che ordination. Profumo di risotto, che non è ancora cotto. Ok, aspetta perché devo un attimo ciulare cuccia di cane pericoloso, perché ho di là il mare, tanto il cane pericoloso è seduto davanti. Lui ha detto io mi metto qua che controllo i cani che passano, no? I bau, vero Amy? Controlli i bau che passano.
mi trovo bene per il posto dove andare a dormire, e prima te li occhi, no? Te lo prendi in mira al posto dove vuoi andare, dopo vai per i cavoli tuoi o ti parcheggi il camper in un posto scemo da qualche parte, poi quando è tardi vanno via tutti, tac, il posto è sempre libero, no? Qualsiasi posto io vado, arrivi dopo la mezzanotte, trovi tutto libero e via. Sì, dopo dipende cosa devi fare, insomma. Tipo anche qua adesso è strapieno, c'era impensabile trovare il posto qua, invece ieri sera tutto libero, arrivo io, tac, vista male, ho scelto il posto che volevo io, senza pali, cagate davanti e via. Peccato solo che ho finito l'internet, tanto che pranzavo, dopo pranzo, no, sai, cazzeggiatina su Facebook, ci stava sto gran risotto, ma per completare l'opera un po' di paprika sopra. Sì, che ci sta. E vuoi mettere, ora che colors? Ara, la paprika la metto sempre, ma più per un discorso estetico. Ah, tipo il panorama che ho davanti. Buon appetito! Bene, facciamo il cambio stagionale degli armadi. Quindi le maglie pesanti le metto sotto. Ecco là, tu stai fuori di qua. Devo prendere altre scatole più strette per mettere le canottiere. Devo andare via con le misure, no? Se no ogni volta vado, le trovo e quelle leggere sopra. Dico vado, le trovo, ma se non ho le misure, cacchio faccio, hai capito? Cioè io sono quello che riesce a perdere la roba dentro un camper. La pinzetta l'ho ritrovata. Cosa mi manca? Che ho perso il metro. Il metro da trovare, che mi serve? Mi serve spesso il metro in camper, o per le misure delle robe da prendere, o a volte anche trovi una strettoia per la larghezza, hai capito? Misuri. Infatti una per fortuna avevo il metro e gli avrei lasciato gli specchietti, cioè proprio non ci passavo proprio. Allora, beh, questa è la mia sacca della roba da lavare. Bella, molto bella. Ti presento un nuovo antifurto da aggiungere ai vari antifurti. Abbiamo il manganello, abbiamo il cane pericoloso, abbiamo anche il nuovo antifurto, buono anche per tagliare le rame quando si va a fare i falò. No, entra anche la bussola, un portadroga. Eh sì, non vedo altri utilizzi. Ah no, ci sono dei fiammiferi e del filo tipo da pesca, sarà per estrarsi le pallottole. Speriamo di non averne bisogno. Sto mettendo un po' di ordine. Allora, guarda qua che bello questo qua, che c'ha tutte le cose. Ci ho messo la benda, il dopo puntura, lo spray per pulire gli occhiali, la sigaretta elettronica, quello per le zanzare lì, per non prendere le zanzare. Qua cos'è? Cos'è sta roba? Ah, qua è un calmante. Qua liquido per la sigaretta elettronica, la Prit, colla e il rinazzino antiallergico. E qua ci metto le batterie, adesso finisco di mettergli lo scotch. Reorganization. Qua, questo qua, castrato nell'angolo, perché non ci passi, perché c'è la ciabatta, ma se ti schiaccio così, no, neanche se ti schiaccio, non ci passi. No, devi stare un po' sbordante. Vabbè, però allora visto che devi stare un po' sbordante, quell'altro spray per gli occhiali può stare lì. Guarda dove era il metro! Oh, ho trovato il metro. Qua abbiamo il carica coso, qua la batteria supplementare. Va bene. E quindi non perdiamo l'ordine. Allora questo adesso va qua, ecco, il Cardotech per l'amico Beu va qua. Però non ci sta, non metterti così, ma sai perché prima ci stavi? Forse per, eccola, in basso. Ottimo cazzin. Qua ci sta anche il tabacco. No, perché c'è quello. E allora qua mettiamo questo, va qua, che è quello per ricaricare la macchina fotografica, così il tabacco sta qua, perfetto. Ah no, guarda cosa abbiamo dimenticato, questo. Cazzo, non mi ricordo più com'era l'ordine. Poi ho trovato sta roba in più, un adattatore da normale a tedesca, un cavo USB, li metto nella mia scatola segreta, che era la scatola del Surface. Qua ho la vecchia montatura degli occhiali, vabbè, e i gradi della vista, perché un giorno volevo cambiare occhiali. Ecco qua tutti i cavi in più. E cambiamo cuccia di cane pericoloso, perché adesso le faccio il bagnetto. Allora, aspirare ho aspirato,
se vanno giù 2-3 peletti. Stavolta mettiamo quella dell'Inghilterra. Quella dell'America era la sua, perché American Pitbull Terrier, infatti ha il collarino, ha tutte le sue robette in pandan, però vabbè, questa è più morbidosa, a lei piace questa, anzi la metto anche un po' rialzata così non mi... poi lei si appoggia, eccola, questo là che tiene fermo, perfetto. Guarda che bella cucetta, guarda che bella cucetta di cane pericoloso, guarda che è felice. Sei felice che ti ho fatto la cucetta, che sbatti là con la codina, te stai sempre davanti. Sai che dia che adesso andiamo a fare il bagnetto, noi, mannaggia, facciamo finta di niente. Guarda, guardiamo dall'altra parte, bagnetto Guarda. Aspetta, sperimentiamo il da farsi. Allora, sai che volevo mettere un altro monitor a LED, che ce l'ho già, nella mansarda, e attaccarci il mini PC Android che consuma come un telefonino, che adesso ce l'ho a casa. Allora, questo è il monitor del computer, gli ho staccato un attimo intanto il cazzo là, perché voglio vedere se mi sta come misure, no? Aspetta, devo mettermi anche gli attacchi della GoPro in camera, ma sì, così dopo pubblico anche su YouPorn. Allora, fammi vedere, anzi, guarda che ti porto, voglio vedere, vedi, io lo volevo mettere là, però bisogna vedere che non sia troppo largo, no? No, beh, guarda, è che così le prese, a meno che non venga un po' fuori in qua, sarebbe bello, cazzo. Aspetta, me lo appoggio, che guarda un attimo una cosa. Io sono sdraiato qua a letto e là mi guardo il mega film. No, dai, mi piace. L'unica cosa è tenersi, vabbè, quel minimo di spazio. Vabbè, giustamente c'erano anche i cavi dietro, quindi ci vuole comunque un tanto così di spazio del coso, no? Così nascondo quella riga delle giunture che non mi piace. e lì le prese vanno per di qua. E poi il PC Android da fissare qua, il PC Android. E vedi, non ho attacchi per farti le GoProate. Ecco, sarà così. No, non ci sta come spazio, è più largo il PC Android. Però se la TV qua va messa in alto, TV, monitor, qua, sotto c'è spazio, lo metto lì, in basso a sinistra lì. Sì, no dai, aggiudicato. Devo prendermi il portacosa e attaccarlo. Sì, fatta. E che adesso anche piove, vedi fuori, però è perché era da quasi quasi portare l'altro monitor che ho, togliergli il coso e buttarlo lì, guarda, poi sotto così. Intanto no, vabbè, si vedrebbe. No, aspettiamo di avere il coso, dai, non porto niente per adesso. Quando prendo il portacoso, anche perché mercoledì mi arrivano i cash della moto, quindi via subito tutte le spesine. Ciao, sono nell'altitudine. Senti la pioggia, senti. Devo ancora smontare e riverniciare questo perché fa brutto, perché vedi è tutto pulito, tutto nuovo, tutto bianco, e questo tutto rovinato. Ma è una cazzata, guarda, come quello della dinetta là, ti ricordi? Guarda che è tornato nuovo. Io qua lo gratto, gli metto il solvente e poi lo rivernicio e torna nuovo. Buon, dai che smontiamo. Ciccio, vieni con Mippi. Eccola, come with me. Belli sti monitor. Col discorso che sono a LED, guarda, mi è tornata utilissima per il discorso camper, perché non dovrebbero consumare niente, no? Questi qua in teoria. Allora, pappe di cane pericoloso, perché poi sembra che mangia poco, no?
Allora, un quintale di vacca con il suo riso soffiato con le verdure, olio di oliva e curcuma per le ossa. Vieni cane, 2 volte al giorno. Lei ne mangerebbe anche il doppio, il triplo di sta roba qua. Ah, dove siamo? Caorle. Avevo detto che siamo a Caorle, no? Guardi, no? Ma adesso vado a casa, vado a verniciare il bagno se ho voglia. C'è una bella giornata asciutta. Cane lavato, sei triste? Sei triste perché sei lavata? No, guarda, tutta pulita, profumata, nella copertina pulita. Eh? No? No, non siamo felici.